È evidente che non c'è un fuggi-fuggi, c'è un grande flusso intenso nel momento del fine redentore e ovviamente noi abbiamo un problema di competenze. Una cosa che il sindaco Luigi Gugnaro insiste ormai da anni, di portare le competenze delle acque della laguna e dei nostri canali tutte sul sindaco. Perché il tema vero è che quando hai competenze tutte su autorità portuale e soprattutto su ex magistrato alle acque, e questi a volte non hanno le risorse. Dal canto suo l'amministrazione avrebbe già un progetto in campo che però richiede molti passaggi prima di essere approvato. Abbiamo modelli di illuminazione legati anche al fotovoltaico, i quali devono avere 1000 pareri, perché abbiamo anche i pareri della sovrintendenza da superare, però noi abbiamo avuto in commissione comunale la sovrintendenza su cui sta lavorando per ottenere l'autorizzazione all'illuminazione lungo le bricole con il sistema fotovoltaico. Secondo qualche opposizione, in realtà si tratta solo di passarsi la palla per non intervenire. Non è che ci stiamo passando la palla, la laguna è così, d'accordo? Le competenze sulle acque comunali sono ridottissime. Questa non è che ci devono prendere in giro, e su questo il sindaco sta facendo una battaglia politica, non tanto, oltre che da sindaco, politica affinché tutte le competenze sulle acque lagunari passino in mano alla città, perché meglio di noi sappiamo gestire queste cose. È veramente vergognoso sentire che ci sono consiglieri comunali e forze politiche che speculano sulla morte. Sapendo la verità poi, perché è gente che ha governato 25 anni la città di Venezia. Avessero almeno il pudore di non prendere in giro i nostri concittadini.